Ma direi che intanto è una giornata epocale perché noi oggi iniziamo concretamente i lavori per la sostituzione, quella che sarà la sostituzione definitiva del collettore del Garda, che ormai è un'infrastruttura molto datata e che presenta dei rischi dal punto di vista ambientale e anche a tutto quello che è connesso con questi rischi, quindi pensiamo a tutto il comparto del turismo e quello che potrebbe conseguire rispetto a un cedimento dell'infrastruttura. Per cui è una giornata storica, epocale, un percorso iniziato qualche anno fa, non semplice, complicato, peraltro un progetto interregionale che comprende anche la sponda bresciana, con qualche inghippo maggiore rispetto alla nostra sponda, perché vorrei sottolineare che da questa parte, dal lato del Veneto, c'è stata condivisione da parte delle amministrazioni locali, quindi un percorso che è stato condiviso dal basso, dal territorio, e c'è stata condivisione anche da parte di tutti gli altri enti, quindi dalla provincia, la regione, fino ad arrivare allo Stato. La regione ha contribuito sia nella parte della progettazione sia nella parte della realizzazione di questo lotto che sta per partire oggi, anche economicamente, e credo che questa sia la cosa migliore, lavorare tutti insieme per ottenere un risultato che garantisce tutti. Mancano ancora dei fondi perché l'importo complessivo è di oltre 116 milioni, sono stati finanziati dal governo 40 milioni, ma noi come regione abbiamo inserito questo intervento come prioritario tra gli interventi da realizzare con i fondi PNRR, e per cui noi riteniamo che ci possa essere la possibilità di avere i finanziamenti da questo canale di finanziamento che è così importante e che va proprio nella direzione della transizione ecologica, esattamente come questo intervento. Le tempistiche io mi auguro che siano molto brevi, anche perché la scadenza ultima è il 2026, quindi bisogna aver realizzato i lavori entro il 2026, pertanto io mi auguro che i tempi siano brevi. L'interlocuzione col Ministero della Transizione Ecologica è continua e costante. Il tema è importante, abbiamo dimostrato dal basso di condividere, di essere molto rapidi. Oggi ne abbiamo la dimostrazione concreta. Se i soldi ci sono, i soldi vengono spesi e vengono anche spesi bene.